Euroregione.news. Un Natale da donare alla comunità, al via la raccolta fondi ideata e promossa da Despar. Dal 29 novembre al 19 dicembre l'ormai tradizionale raccolta fondi ideata e promossa da Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar, Eurospar ed Interspar per il Triveneto, l'Emilia Romagna e la Lombardia, che permetterà quest'anno di raccogliere fondi da destinare all'ospedale Burlo Garofalo di Trieste per realizzare una nuova e più confortevole sala d'attesa per i piccoli pazienti e i loro familiari. In tutti i punti vendita del Friuli Venezia Giulia marchio Despar, Eurospar ed Interspar, affiliati o in gestione diretta, sarà possibile per i clienti scegliere di arrotondare lo scontrino della propria spesa, donando così direttamente in cassa l'importo desiderato. Noi continuiamo ad incentivare queste partnership, convinti che il settore privato possa sempre più essere una leva sensibile ed efficace per le necessità del territorio e della popolazione, ha commentato Riccardo Riccardi, vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Adottiamo da molti anni questo progetto di charity che, grazie alla sensibilità dei nostri clienti, ci permette ogni anno di raccogliere fondi da destinare al mondo della salute, del sociale e del volontariato, ha commentato Fabrizio Cicero Santalena, direttore regionale Despar per il Friuli Venezia Giulia. Ci siamo di nuovo, anche quest'anno Despar ha deciso di intraprendere questa bellissima avventura che ormai va avanti da 10 anni. È da 10 anni che prima delle feste di Natale organizziamo una raccolta fondi sempre destinata a attività legate al sociale, legate alla salute, e 10 anni fa partiamo proprio da qua, partiamo dal Burlo con il sostegno di un anestesista e da lì poi abbiamo iniziato questo percorso che ci ha visti in vari ospedali, ci ha visti sostenere varie iniziative, varie associazioni sul territorio. Quest'anno l'iniziativa è veramente interessante e lo abbiamo sposata subito. L'obiettivo è quello di costruire una sala d'attesa a prova di bambino. Sicuramente quando i bimbi arrivano qui al Burlo per fare una visita medica non è di certo il momento migliore, quindi dobbiamo fare in modo che non siano traumatizzati già all'ingresso, e quindi il poter costruire una sala d'attesa che abbia dei colori che sono colori per i bimbi, che abbia dei giochi, che abbia delle sedie a prova di bambino e che possa in qualche modo farli stare sereni, crediamo possa essere un obiettivo importante. Sono certo che i nostri clienti ci premieranno con le donazioni. La nostra fortuna è che siamo presenti in quasi 80 comuni di questa regione, con circa 140 punti vendita, e riusciamo a portare questo messaggio veramente dappertutto a migliaia di clienti che ci visitano ogni giorno. Ogni volta i nostri clienti ci fanno capire quanto si fidano di noi e quanto si fidano delle nostre iniziative, e quindi alla fine di questa raccolta fondi verremo qua, doneremo un assegno con il valore e poi racconteremo strada facendo come andrà la costruzione di questa nuova sala d'attesa. Despar rimane una certezza per il Burlo Garofalo in termini di presenza e di vicinanza, ha detto il direttore generale del Burlo Stefano Dorbolò. Queste partnership con il mondo dell'impresa privata ci permettono di gestire al meglio alcuni progetti per noi importanti e con ricaduta diretta sulla popolazione, anche quella più piccola e quindi più bisognosa di attenzione ed investimenti mirati. In questi primi 10 anni di progetti sociali, conferma Tiziana Pituelli, responsabile marketing e ufficio stampa Despar per il Friuli Venezia Giulia, abbiamo collaborato al raggiungimento di molti programmi in diversi centri ospedalieri d'eccellenza della regione. Siamo così riusciti a comprare diversi strumenti utili alla diagnosi precoce delle malattie dell'infanzia, a realizzare progetti di telemedicina e teleassistenza pediatrica, ad aiutare fattivamente le donne che hanno subito violenza e i loro bambini. Un Natale da donare alla comunità. Iniziativa ormai storica di Despar, Eurospar e Interspar. Quest'anno la nostra azienda ha deciso di accogliere la richiesta dell'Istituto Burlo di Trieste per la realizzazione di una sala d'attesa molto importante per i bambini. In anticipo vi diciamo grazie perché tutte le iniziative passate hanno dato dei risultati, con un singolo piccolo contributo, dei risultati veramente importanti, e siamo riusciti in questi lunghi 10 anni a dare un contributo a tutti quegli istituti, a quelle associazioni che si prendono cura della salute di persone meno fortunate di noi.
e ci crediamo anche quest'anno, noi ci siamo, abbiamo bisogno ancora di voi, quindi vi aspettiamo dal 29 di novembre al 19 di dicembre all'interno dei nostri punti di vendita. Basta un arrotondamento di scontrino. Un Natale da donare alla comunità è un'iniziativa sociale attiva in tutte le regioni in cui Despar è presente. Oltre al Burlo Garofalo in Friuli Venezia Giulia sono stati scelti come destinatari dei fondi raccolti l'Associazione Fenice di Portogruaro in Veneto, l'Associazione San Vincenzo in Trentino, la Vinzenz Gemeinschaft in Alto Adige e l'Associazione di Volontariato Andromeda in Emilia Romagna.